del Nogronda, del comitato di Scarpino, si sono riuniti qui davanti alla metro per manifestare ancora una volta contro la costruzione della Gronda, della fatidica Gronda, la Gronda che ci ammorderà perché passerà sopra le nostre case, nonostante le nostre proteste che ormai durano mesi. Le nostre amministrazioni sono decise ad andare avanti con il loro nefasto progetto. Non basta la discarica di Scarpino, dove prossimamente verrà costruito un mega gasificatore. Questa è la ciliegina sulla torta, la classica ciliegina. Sì, perché il ponte passerà proprio sopra al mercato che è qui alle nostre spalle, il mercato della frutta e verdura. Un ponte che sarà alto una cinquantina di metri, dove il pilone centrale sfiora i 140 o 160 metri, sarà ancora da decidere. Da questo ponte cadranno sulle nostre teste, sulle nostre famiglie, sui nostri bambini le polveri sottili, polveri che ormai conosciamo benissimo perché abbiamo girato l'Italia in lungo e in largo, conosciamo la diossina, conosciamo il CO2, cosa porta alla nostra salute, purtroppo lo conosciamo e ne paghiamo le conseguenze perché ognuno in famiglia è un ammalato di queste schifezze che queste amministrazioni continuano e vogliono propinarci. Per questo questa mattina siamo qui, anche se siamo pochi, ma noi siamo sempre presenti. Quelli che non ci sono hanno sempre torto, noi siamo sempre in piazza per dire ancora una volta alla mega costruzione di questa schifezza che ammorderà il ponente ligure. Sì, la nostra valle è già oberata da un sacco di servitù e non vogliamo che si perpetui l'ennesima porcata, noi la chiamiamo porcata perché questo è un consumo immane di soldi, soldi che dovrebbero essere investiti in altre istituzioni, in ospedali, scuole, case per la gente, protezione per gli anziani. Invece le nostre amministrazioni pensano bene di consumare miliardi di euro per la costruzione non della Gronda, della seconda autostrada. Questa è una seconda autostrada, non è la Gronda è un palliativo, la Gronda è un nome falso, è una seconda autostrada che ammorderà questa valle, diciamo ancora, non voglio dire incontaminato perché qui c'era la famosa raffineria Garrone e quindi abbiamo subito già negli anni inquinamenti e ripeto la gente ne paga ancora oggi le conseguenze. Quindi noi saremo sempre in piazza contro queste amministrazioni, contro questi farabutti che ci vogliono ammordare, ci vogliono far fuori. La salute del cittadino non conta più niente, conta solo il profitto, il loro portafoglio è importante e le ditte di appalto che eseguiranno i lavori, ecco cosa conta per loro, non conta la salute del cittadino, contano solo i loro soldoni, punto e basta. Grazie ragazzi, avanti con la lotta, sempre uniti.